Badante padovana accusata dalla Guardia di Finanza di Pordenone di aver sottratto 600.000 euro ad un'anziana e al figlio disabile investendo i soldi con la complicità di un direttore di banca. Sospetti anche sulla morte dell'assistita fatta cremare senza avvertire i parenti. Tragedia sul lavoro in un cantiere edile a Verona. Operaio travolto e ucciso dal cestello di una gru staccatosi improvvisamente e precipitatogli addosso. Comitato sicurezza Treviso dopo il caso dei giostrai già rilasciati nonostante la fuga con schianto e lo speronamento di un'auto della polizia. Nuova polemica, emerge che uno dei giovani abita in un alloggio ATE. È morto nella sua abitazione in California Giovanni Massacurati, l'87enne ex presidente del consorzio Venezia Nuova, coinvolto nello scandalo tangenti per il Mose, uscito dal processo con patteggiamento, era da tempo malato. Solo un'altra bugia del Movimento 5 Stelle, risponde così il governatore Zaia alle dichiarazioni dei pentastellati sui ministri della Lega e i rilievi dell'autonomia. Giovedì nuovo incontro con il ministro Boccia. Ok da Palazzo Balbi al nuovo piano del trasporto regionale, 20 miliardi per infrastrutture come l'alta velocità ferroviaria e le smart road, ma anche la sostenibilità ambientale. Obiettivo portare un Veneto su 4 a muoversi con i mezzi pubblici. Drammatica la situazione delle carceri in Veneto. A Vicenza la denuncia su sovraffollamento e carenza di organici. A Padova medico aggredito durante la visita ad un detenuto. Ritirata la sanzione da 350 euro al migrante africano che spazzava una strada di Mestre per integrarsi chiedendo un aiuto economico ai passanti. La polizia locale ha giudicato il provvedimento eccessivo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, lo avete sentito dai titoli. In primo piano la vicenda di una badante padovana accusata dalla Guardia di Finanza di Pordenone di aver sottratto ad un'anziana e al figlio disabile 600.000 euro investendoli poi con la complicità di un direttore di banca. Ma le indagini continuano perché ci sono dei sospetti legati alla morte dell'assistita fatta cremare senza avvertire i familiari. Una badante settantenne padovana, anziché prestare assistenza, ha pensato bene di mettere in atto un piano diabolico. La donna doveva aiutare un'anziana di 91 anni ed il figlio di quest'ultima affetto da disabilità psicofisica. In poco tempo era riuscita a conquistare la loro fiducia, ma nella sua mente aveva pensato ben altro che assistere e basta. In poco più di 10 mesi la badante ha effettuato prelievi utilizzando indebitamente il bancomat dei suoi assistiti per 652.000 euro. Come è stato possibile prelevare importi così elevati? Per una serie sovrapposta di aspetti. Il fatto che la persona offesa fosse particolarmente anziana e malata, il fatto che disponeva di cifre liquide di importo così importante, la circostanza che purtroppo non c'erano dei parenti stretti o delle persone accanto nell'ultimo periodo e per ultimo anche la condotta stessa della badante che non ha rispettato una serie di condotte legali. L'inchiesta ha accertato che la donna aveva reimpiegato il denaro sottratto alle vittime in attività di investimento a proprio beneficio con acquisto di titoli e sottoscrizioni di polizze assicurative. Tutto avveniva nella medesima filiale di banca con la complicità del direttore dello stesso istituto. Non solo, ma la badante, come se non bastasse, aveva anche tentato di acquistare un immobile di proprietà dei due assistiti pagando con il denaro sottratto. La compravendita per fortuna non era andata a buon fine perché lo studio notarile si era reso conto dell'assoluta incapacità naturale di uno dei contraenti e si era quindi rifiutato di formalizzare il rogito. La badante è ora indagata per reati di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio su richiesta della Procura di Pordenone. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo di disponibilità dei valori pari ad 1.212.000 euro. Indagato per favoreggiamento personale e reale anche il direttore della filiale dell'istituto di credito. Non solo, ma la Guardia di Finanza di Pordenone sta ora indagando sulla morte della 91enne fatta cremare dalla badante. C'è un ruolo diretto della badante in queste operazioni, segnalato anche dai parenti della vittima. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 13:30 in un cantiere edile di Verona nei pressi dello stadio Bentegodi. Secondo i primi rilievi dei carabinieri e dei vigili del fuoco, l'uomo si trovava sotto una gru quando è stato travolto dal cestello che si è improvvisamente sganciato dal braccio di una macchina a movimento terra. Il peso del cestello non ha dato scampo all'operaio che è morto all'istante. Inutili i soccorsi dei sanitari del SUEM. La dinamica dell'incidente sarà ricostruita con precisione dai tecnici dello Spisal dell'USL 9 Scaligera intervenuti per gli accertamenti.
Incidente questa mattina nel centro di Stanghella, nel Padovano. Una donna di 64 anni è morta mentre stava attraversando la strada in bici, investita da un camion. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del SUEM intervenuti a Stanghella lungo la statale Adriatica per soccorrere una donna di 64 anni del posto. Erano circa le 9. La donna con la sua bici stava attraversando la strada quando è sopraggiunto un camion che l'ha investita. Il conducente si è fermato immediatamente e le ha prestato soccorso, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli agenti della polizia locale che hanno sottoposto a sequestro entrambi i mezzi coinvolti. È morto nella sua abitazione in California l'ingegnere Giovanni Mazzacurati, 87 anni, l'ex presidente del consorzio Venezia Nuova, coinvolto nello scandalo delle tangenti per il Mose. Mazzacurati fu per lunghi anni, dal 1983 al 2005, direttore generale del consorzio, concessionario unico per le opere di salvaguardia della laguna dalle acque alte, poi presidente dal 2005 al 2013, un anno prima del blitz dell'inchiesta per lo scandalo tangenti. Secondo quanto ricostruito, in soli 5 anni il consorzio Venezia Nuova avrebbe versato tangenti per oltre un centinaio di milioni di euro. Le dichiarazioni rese da Mazzacurati in un incidente probatorio negli Stati Uniti vennero acquisite agli atti del processo, al quale l'ex presidente non prese mai parte perché in seguito giudicato inidoneo a deporre per gravi motivi di salute. Uscito dal processo con patteggiamento, da tempo era malato e si era ritirato oltreoceano. Il figlio Carlo, tra i maggiori registi italiani degli ultimi anni, era scomparso nel 2014 per un tumore proprio nell'anno in cui era scoppiato lo scandalo. E adesso il caso dell'inseguimento con schianto la notte di venerdì a Treviso, in cui sono rimasti feriti 2 agenti di polizia e un giovane giostraio in fuga in auto con 2 coetanei. Proprio il prefetto di Treviso, Laganà, ha sottolineato come uno dei 3 ventenni non vive in condizioni precarie o abusive, ma in una casa popolare dell'Ater. Queste persone abitano insomma, in case anche messe a disposizione dall'Ater, quindi voglio dire è una situazione anche io penso privilegiata, non ci sono situazioni di abuso edilizio o situazioni di precarietà diciamo, nella loro abitazione, hanno avuto evidentemente anche dal comune la possibilità di integrarsi realmente, ma questo passa attraverso innanzitutto i comportamenti concreti, altrimenti rimangono parole al vento. Abita in un alloggio Ater di Santa Bona, uno dei 3 giovanissimi giostrai protagonisti dell'inseguimento e del drammatico schianto in viale Luzzatti, in cui sono rimasti feriti anche 2 poliziotti. Lo ha sottolineato il prefetto Maria Rosaria Laganà al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dedicato all'episodio, ponendo l'accento sul fatto che non si tratta di 3 ventenni lasciati allo sbando o emarginati perché nomadi, e intendendo così che la loro condotta non ha alibi. Una comunità che come dire, insomma, più volte manifesta volontà di integrarsi ma che poi scivola ancora su questi episodi. Io mi auguro che ci sia anche una come dire, resipiscenza, una riflessione su questo. Il prefetto ha ribadito la necessità di intensificare i controlli per cercare di contrastare innanzitutto i furti, perché scappassero. Il questore Vito Montarulli, che esprime solidarietà ai poliziotti feriti, lascia che sia la squadra mobile a stabilirlo. Vi posso dire il perché i nostri operatori si erano interessati a questo episodio, perché qualche minuto prima erano intervenuti presso un'azienda dove era stato consumato un furto. Controlli nel territorio invocati anche dal sindaco Mario Conte, a costo dice di essere impopolari. Ho chiesto maggiore rigidità nei controlli, dopodiché purtroppo viviamo in uno stato dove la legge non garantisce le persone per bene. Questa è un'amara verità, lo stiamo vedendo perché chi ha compiuto questi gesti si trova già a casa mentre i nostri agenti sono ancora in ospedale e chi invece ha investito nella propria attività per un mese non potrà più lavorare. Voltiamo pagina, andiamo a Venezia con il presidio contro la riforma dell'Ater. Questa mattina una delegazione di rappresentanti degli inquilini e dei sindacati è stata ascoltata in Consiglio regionale.
Sindacati, comitati e associazioni di inquilini presidiano Calle Larga 22 marzo a Venezia, a poca distanza dal Consiglio regionale del Veneto. Chiedono modifiche urgenti al nuovo regolamento ATER che avrebbe conseguenze pesanti per molte persone che vivono in un alloggio popolare. Ma noi prendiamo esempio anche dalle regioni limitrofe che hanno messo tetti e limiti diversi da quelli assunti del Veneto e che non determinerebbero una fuoriuscita importante di persone dalle case popolari e un aumento vertiginoso dei canoni. In più chiediamo che venga considerata la specificità veneziana che si sta spopolando e con questa legge verrebbe ulteriormente colpita. In provincia di Venezia sono circa 8-10 mila le persone interessate, ma diciamo che qui con un ISEE così costruito, con 20.000 euro, vengono colpite diverse centinaia di persone che sono costrette a lasciare l'appartamento entro i prossimi 2 anni. Una delegazione di manifestanti percorre l'intrico di callette che conduce a Palazzo Ferrofini. Nella sede del Consiglio regionale hanno occasione di ribadire le proprie richieste a diversi consiglieri e all'assessore al sociale Emanuela Lanzarin. Innalzamento dell'ISEE almeno 30.000 euro, una revisione degli aumenti che ci sono stati e un accantonamento, quindi non conteggio del TFR che logicamente è frutto del lavoro dei nostri residenti e dei nostri anziani. L'assessore Lanzarin alla fine rassicura: i tavoli tecnici costituiti ad agosto in ogni ATER del Veneto hanno terminato il lavoro e la settimana prossima formuleranno osservazioni e proposte che potranno tradursi in modifiche dei parametri. Nessuno verrà buttato fuori di casa, quindi non ci sarà nessun sfratto, e soprattutto che per quegli inquilini, parliamo di anziani perché la categoria che è stata più volte ripresa, soggetti più fragili, che hanno messo via qualcosina, che sono anziani, oggi non ci possono anche permettere chissà che tipo di nuova alternativa. Ci saranno dei correttivi che stanno lavorando i 7 gruppi tecnici proprio per dare serenità e tranquillità a quelle persone che hanno maturato un diritto. Dopo l'incontro di ieri con il ministro Boccia, il governatore Zaia torna a parlare di autonomia rispondendo alle dichiarazioni dei pentastellati a termine dell'incontro a Mestre con il PD e lo stesso ministro. È sufficiente andare a vedere le dichiarazioni di 2 giorni fa del ministro Provenzano, che ringraziava il ministro Lezzi, che per chi non se la ricordasse più era il ministro dei 5 Stelle, ministro del Sud, ringraziava il ministro Lezzi per aver bloccato l'autonomia. Quindi si mettono d'accordo tra di loro. Poi posso dire una roba: se sono stati così bravi ci spiegano perché di 10 ministri del Conte 1, 10 ministri 5 Stelle ce ne sono rimasti solo 3. All'indomani dell'incontro col ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, il presidente Zaia risponde così alle accuse mosse dal Movimento 5 Stelle sul fatto che l'autonomia del Veneto sarebbe stata bloccata da 3 esponenti leghisti con alcuni rilievi, nello specifico Bussetti, Centinaio e Giorgetti. Il governatore veneto conferma poi che giovedì incontrerà nuovamente a Roma il ministro Boccia in sede di conferenza dei presidenti di regione, ma a meno che nel frattempo non emergano novità sostanziali non si diranno nulla di nuovo, dal momento che l'incontro svoltosi a Palazzo Balbi con la consegna della nuova bozza da parte di Zaia è stato definito positivo da entrambi. L'incontro è stato franco, chiaro, abbiamo parlato di tutto quello che è stato fatto come lavoro, ho portato le istanze del Veneto e noi da lì non ci muoviamo, abbiamo peraltro consegnato al ministro Boccia la bozza d'intesa, sono 68 articoli, ho voluto mettere come articolo numero 1, sarebbe stato inutile, ma ho comunque voluto mettere come articolo 1 il fatto della solidarietà, della sussidiarietà, dell'unità nazionale, della coesione, in modo tale che si finisca di parlare dell'articolo 1, che è nostro, e parliamo di tutti gli altri 67 articoli che sono quelli dell'autonomia. E nella delegazione trattante del Veneto che ieri ha incontrato il ministro Boccia c'era anche il costituzionalista Mario Bertolissi. Lo giudico senz'altro positivo per il clima che c'era, per le opinioni che si sono reciprocamente manifestate, perché il ministro ha una competenza importante su questa materia e è in grado quindi di guidare le operazioni per la parte
che gli compete. L'autonomia la sostiene fortemente, in questa partita ha affiancato da subito il presidente Zaia. Buona la prima per Mario Bertolissi, costituzionalista, membro della delegazione trattante della regione. La bozza d'intesa consegnata nelle mani del ministro Boccia sgombra il campo da qualsiasi equivoco. Il percorso intrapreso rispetta la Costituzione e i suoi valori fondanti, diritto all'uguaglianza di tutti gli italiani compreso. Il problema della giustizia nell'ambito della nostra società è un imperativo categorico. Nessuno l'ha mai messo in discussione. Da questo punto di vista il richiamo che ne ha fatto il ministro Francesco Boccia è sacrosanto e condiviso, mai messo in discussione. Questo è sempre stato all'interno delle bozze e direi che c'è stato sempre in tutte le iniziative che sono state assunte per approdare alla cosiddetta autonomia differenziata. Dal Veneto si attendono risposte, ribadisce il docente. Una urgenza che riguarda il Paese, quindi è nell'interesse di tutti non lasciar cadere quello che qui si è messo in piedi e non ultimo ci sono 2 milioni e circa 300.000 elettori che si sono recati alle urne in occasione del referendum consultivo, alle quali bisognerà pur dare una risposta, no? La domanda è adesso quanto tempo ci vorrà. Correremo, ha detto ieri il ministro Boccia. Dal Veneto la richiesta è che si cammini con passo e concretezza. La partita dell'autonomia, il Veneto la gioca per tutta l'Italia. C'è il tassametro che va su perché il debito pubblico continua a crescere. Lei comprende che mettere a posto, riordinare la Repubblica vuol dire cercare di invertire la tendenza e soprattutto eliminando gli sprechi, perché qui noi stiamo parlando di sprechi enormi. Dice ci sta dietro l'autonomia differenziata, se uno sa di che cosa parla ci sta dietro e davanti all'autonomia differenziata. Presentato questa mattina il nuovo piano regionale dei trasporti, un piano elastico che renderà la mobilità veneta più sostenibile, ma non è l'unica novità. 20 miliardi e 800 milioni di questi, 12,8 sono già previsti nei bilanci regionali, 6 legati alla TAV, 2 da recuperare. La Giunta regionale ha adottato il nuovo piano dei trasporti che sostituisce quello del 1990 e che ora passerà al Consiglio per eventuali osservazioni con l'approvazione definitiva entro 2 mesi. Fin dall'inizio si è manifestata la necessità di fare un piano dinamico, un piano elastico, perché se noi avessimo fatto un piano statico molto probabilmente tra 3 anni sarebbe stato un piano vecchio, superato, che era da cestinare e da rifare. Cosa abbiamo usato? Abbiamo usato la metodologia del piano processo, quindi un piano che analizza un quadro conoscitivo del Veneto allo stato attuale. Cioè il Veneto in questi anni ha risposto alla crisi attraverso una crescita dell'export e una crescita esponenziale del turismo. Questi 2 elementi molto positivi per l'economia veneta hanno causato gravi disagi sulla rete dei trasporti, congestione, incidenti, inquinamento. E quindi la sfida del piano è di rendere sostenibile la competitività del Veneto. Il piano prevede 37 azioni, alcune fisico-strutturali, altre organizzative. È prevista il raddoppio della Marne-Castelfranco, la progettazione che stiamo già facendo anche della Castelfranco-Bassano, è già finanziato il raddoppio della Ponte sul Brenta a Padova e Vigo d'Arzere che sicuramente migliorerà il trasporto pubblico locale. La TAV forse non si ha ancora idea che cosa comporterà il quadruplicamento della linea da Verona a Venezia, perché comunque ci troveremo nelle condizioni di avere un binario dedicato all'alta velocità e al treno merci, un altro binario dove si libereranno un sacco di tracce da poter dedicare al trasporto pubblico locale. L'assessore De Berti ha poi annunciato un'importante novità. Ci sarà l'integrazione tariffaria a livello provinciale, quindi nel 2020, perché noi stiamo lavorando in silenzio, ma nel 2020 arriveremo alla prima applicazione dell'integrazione tariffaria, quindi di quello che tutti conoscono diciamo come biglietto unico. Dopo aver fatto un'applicazione alle province e visto ovviamente i pro e i contro o che cosa c'è da correggere, passeremo a livello regionale, però anche sul biglietto unico stiamo procedendo in maniera spedita e anche il biglietto unico sarà uno di quegli strumenti che permetterà di incentivare l'uso del mezzo pubblico. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria.
Rieccoci in diretta. Si è concluso pochi minuti fa a Roma l'incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico sull'avvertenza ACC Wambao di Belluno dopo l'annuncio dell'azienda di voler tagliare la produzione. Presenti l'assessore regionale Donazzan, presente Maurizio Castro, il ministro Federico D'Inca, per il Mise il vice capo di gabinetto Sorian, naturalmente oltre ai vertici dell'azienda. Ebbene, azienda che ha chiesto ancora tempo, sì, ci sarà un nuovo incontro il prossimo 24 ottobre, quindi tra un mese esatto, per capire quali margini ci siano in una situazione che è stata descritta in modo drammatico. L'accordo di Malta sulla redistribuzione e i rimpatri dei migranti è una bufala, secondo l'assessore regionale Roberto Marcato. Tensione sul tema ieri nel corso della nostra trasmissione Ring, quando ha spiegato i nodi di un accordo a metà. Dovete contestarmi quello che ho detto, però non andare, perché è una tecnica dialettica che conosciamo tutti. La tecnica è contesta quello che ho detto. Quello che ho detto è vero, quello che ho detto è vero o falso? No, è falso perché tu dici falso, lo verificheremo. Tu dici che è carta straccia questa cosa. No, verificheremo. Io ho detto che è su base volontaria la rotazione, è vero o no? È un dato questo. Bene, che riguarda solo i migranti che arrivano con l'NG, è vero oppure no? È vero? E che deve essere ratificato? È vero. E che all'accordo non partecipa la Spagna e la Grecia, è vero o no? Di fronte a zero accordi. Rispondi a questo, è vero o no? Eravamo di fronte a zero accordi. Non è che io eravamo di fronte all'isolamento. Devo far parlare Baldin, che onestamente toccava Baldin, dai, dopo torniamo su quelli che questo, Assessore, è il primo punto di partenza. Ovviamente si faranno altri incontri sperando che aderiscano la maggior parte dei paesi, anche perché vorrei ricordare un'eredità che abbiamo ricevuto, quella del Trattato di Dublino, che non hanno fatto i 5 Stelle chiaramente. Dimmi solo se è falso quello che ti ho detto. No, è falso quello che tu dici che è carta straccia. Serve l'unanimità di tutti i paesi, non è carta straccia, è volontario. Contestami le considerazioni che io ho fatto, contestami quelle. Ho detto il falso? Ma anche un'altra cosa, che in 14 mesi è carta straccia, è la mia opinione. Vi prego, Baldin, concluda. Ha fatto un accordo. Aspetti, perché concluda. Io dico che in 14 mesi non è mai stato fatto nessun tipo di accordo, ok? È vero? Quanti rimpatri sono stati fatti da Salvini, cosa che aveva detto all'inizio? No, ma scusa, parlavamo dell'accordo di oggi. Però scusa, lui ha fatto una domanda sull'accordo di oggi. Non ti ha detto quanti rimpatri ha fatto Salvini? Petardi, danneggiamenti e camion bruciati, voleva vendicarsi dell'ex socio, siamo tornati alla cronaca, denunciato il mandante degli attacchi ad un imprenditore padovano, indagati anche i 3 complici. Un medico aggredito all'interno del carcere Due Palazzi di Padova. A denunciare l'episodio di violenza il sindacato autonomo di polizia penitenziaria SAPE, che fornisce una versione dei fatti avvenuti lunedì sera nella casa di reclusione. Il medico era intervenuto per verificare le condizioni di salute di un nomade detenuto che era svenuto a terra. A quanto pare però l'uomo aveva finto il malore e il medico lo aveva capito. Vistosi scoperto, il detenuto ha aggredito il dottore. Una furia che, come dicono i rappresentanti del sindacato, è stata bloccata solo dall'intervento immediato del personale di polizia penitenziaria. Questo ennesimo episodio di violenza è un sintomo di un'emergenza che da anni caratterizza la struttura carceraria padovana, il sovraffollamento. Le emergenze di questo periodo nascono da 2 motivi principali: male sanità, tra virgolette ovviamente, e sul sovraffollamento della struttura, e che di conseguenza, appunto, essendo in tanti, non riesce a seguire in modo attento e idoneo le esigenze trattamentali dei detenuti. All'interno dei Due Palazzi sono più di 600 i detenuti, situazione analoga al circondariale, oltre 100 sono ergastolani. Sono numeri altissimi e quindi la struttura non regge come organizzazione, come sistema trattamentale, dove per trattamento bisogna attivare quelle attività che
in un certo senso, detto così, terra impegnano i detenuti. Ma... L'aggressione al medico è stata commentata anche dal governatore Luca Zaia, che ha espresso solidarietà al dottore e al personale della polizia penitenziaria di Padova. L'incolumità e la serenità di questi bravi lavoratori, dice Zaia in una nota, vanno tutelati in ogni modo dallo Stato. Questo obiettivo deve essere tra quelli assolutamente prioritari. Il servizio che avete appena visto faceva riferimento alla delicata, grave situazione nelle carceri venete. A Vicenza si denuncia il sovraffollamento e una carenza di personale. Come avete sentito, il carcere di Padova ha questa aggressione ai danni di un medico. Ma voltiamo pagina, parliamo della sanzione da 350 euro che era stata inflitta al migrante africano che spazzava una strada di Mestre per integrarsi, chiedendo un aiuto economico ai passanti. Ebbene, la sanzione è stata ritirata. Notizia di poco fa, il comandante della polizia locale di Venezia ha deciso di annullare in autotutela il verbale. Non sappiamo le motivazioni, se per illegittimità, se per altre valutazioni, ma questo era il nostro auspicio e questo si è riuscito ad ottenere. È durata un giorno circa la multa da 350 euro che la polizia locale di Venezia aveva comminato a Monday, un migrante africano reo di spazzare una strada di Mestre. 24 ore che sono state sufficienti a innescare una catena di solidarietà con tanto di colletta, a far presentare un'interrogazione urgente in Consiglio Comunale da parte della capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo e ad interessare del caso persino la stampa estera, grazie anche all'avvocato D'Angelo che ha conosciuto il giovane giorni fa e, saputo della multa, ha diffuso la notizia sui social. Lui era seduto su uno di quei cilindri di cemento che separano la carreggiata dal marciapiede col verbale in mano e le lacrime agli occhi. Quindi ci siamo avvicinati, ci siamo riconosciuti, ho detto: Mandi, cos'è successo? E mi ha mostrato la sanzione, 350 euro, pare perché esercitava attività produttiva sul suolo pubblico, senza la prescritta autorizzazione. È bello perché sul verbale c'è scritto veniva sorpreso palesemente a ripulire senza la zona, senza autorizzazione. Allora mi sono detto: e noi che puliamo davanti l'uscio di casa? Il comando, a quanto si è appreso, ha ritenuto di ritirare il provvedimento giudicandolo eccessivo rispetto alla norma sui lavori in strada prevista dal regolamento comunale. Di fatto l'operato del ragazzo è stato equiparato, anche se le regole sono differenti, alla polizia obbligatoria dei plateatici dei locali pubblici e a quella volontaria degli stessi cittadini che spazzano il marciapiede davanti a casa. Monday è un ragazzo di neanche 30 anni che si è dotato di scopa, paletta e sacchetti e ha deciso di ripagare l'ospitalità nostra, italiana, lui è qua in Italia da 3 anni, ripulendo questo pezzettino di mondo. Quale pezzettino di mondo ripulisci? Nello specifico io l'ho conosciuto in Corso del Popolo a Mestre. Ho detto: grazie di fare quello che non fanno più gli italiani, cioè pulire il proprio uscio di casa. L'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo sarà l'ospite di questa sera di 20 e 10. Dal Veneto è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Benvenuti al Meteo. Nuova perturbazione in transito sul nostro territorio. Mercoledì 25 settembre il tempo tornerà infatti a peggiorare. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto l'alta pressione cede nuovamente, ecco che al mattino avremo ancora qualche spazio soleggiato, dal pomeriggio invece precipitazioni via via più diffuse, un po' ovunque, entro la nottata comunque tenderà a migliorare. Temperature ancora in calo, minime tra gli 11 e i 15 gradi, massime comprese invece tra i 18 e i 20 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia nella prima parte della giornata sarà ancora pressoché stabile, poi dal pomeriggio avremo piogge e temporali piuttosto diffusi ovunque. Temperature anche qui in diminuzione, minime tra i 12 e i 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 18 e i 21 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni via via più diffuse e anche localmente intense con il passare delle ore. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime in lieve calo sui 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione, arrivederci.